E Gianni Iasimone, che è un artista direi a tutto tondo, che è scrittore, poeta, attore, regista, performer, fotografo, di più, nato a Pietrapeirano, però risiede a Rimini, no, da molti anni. Dopo varie residenze. Dopo varie, ecco, itinerante. Presentiamo questo libro, Chiavi Storte. La prima cosa che mi ha colpito di questo libro è che è una raccolta di poesie di vari anni, di un arco temporale piuttosto lungo, che va a ritroso. Ecco, quindi si comincia diciamo dalle poesie scritte più recentemente per arrivare a quelle più, insomma. Le ultime sono della primavera scorsa, cioè dell'anno 2012, insomma, quindi molto recente. Quando ho deciso di chiudere finalmente. Perché poi è sempre difficile arrivare, appunto, dice questa e poi basta, magari uno poi ne continua a scrivere altre. Ecco, quindi la prima cosa così che mi sono chiesta, innanzitutto il libro sono 7 sezioni, quindi divise per argomenti e periodi, appunto periodi temporali. Mi sono chiesta come mai innanzitutto questa scelta di partire, di andare un po' al contrario, no? Perché in genere magari si parte dalle prime e poi si arriva a quelle più recenti, così se c'era stato un motivo per cui hai fatto questa scelta oppure, insomma. Ma la risposta è che solitamente si fa il contrario, quindi mi è piaciuto fare... Mi passi al contrario. Tocca a me? Vabbè, sarò breve, no, ma sarò davvero breve. Intanto l'edizione è molto bella perché la Griff si chiama Moby Dick, è un piccolo editore di Faenza. Voi sapete, d'altro canto siamo ospitati da un piccolo editore, che l'editoria di qualità è spesso molto piccola, anzi è piccolissima, soprattutto se si occupa di poesia. Ed è un editore importante. Questo progetto iniziò negli anni '80 con un gruppo di giovanissimi poeti. Oggi alcuni di loro sono tra i migliori della scena italiana dialettale, come Giovanni Nadiani per esempio. Ecco, questo per dire che comunque la sua collocazione è molto buona, ha già fatto 2 libri con questo editore. Che cosa mi ha colpito di Gianni? Io non conoscevo assolutamente Gianni Iasimone, lui mi ha mandato un file, ho iniziato a leggere questi versi. Allora, innanzitutto, la prima considerazione che ho avuto è stata questa: mi trovo effettivamente davvero di fronte a uno che scrive poesia, cioè in cui c'è davvero una verità. E qual è la verità in questo caso? Cioè si avverte proprio la sua necessità di dire, di essere scrittore, di essere poeta, la sua verità di dire le cose, intanto perché lo fa cercando di limitare il più possibile i veli, cioè cercando di... Poi lui ha una bellissima strumentazione retorica, però fa di tutto per non essere un letterato di professione. E questo in un momento come questo non è un fattore secondario, ma è un fattore importante, perché spesso poi i letterati di professione, faccio anche io mea culpa, diventano un po' degli impiegati di professione delle lettere, e cioè perdono un po' il mordente, perdono un po' la verità dell'essere. E poi mi ha colpito un'altra cosa, e questa cosa ovviamente la sentirete quando lui ci leggerà qualcosa, per esempio. Poi mi ha colpito molto una cosa, un dato. Io non sapevo nulla della sua vita, della sua storia, però leggendo le sue poesie mi rendevo conto che si trattava di un poeta totalmente spatriato, cioè uno che vive una condizione di esule e anche di esilio. Questa condizione di esilio, che è una condizione molto nostra, credo che siamo di molti di noi, che comunque per vari motivi siamo nati in un posto e viviamo in un altro, oppure viviamo in un posto e non ci piace e pensiamo sempre a un altro posto in cui vorremmo essere, soprattutto nell'Italia di questi anni, e che è una condizione molto nostra, ma in realtà nella sua scrittura questa cosa proprio entra nel DNA del verso, cioè ne diventa proprio una traccia, uno stigma di questa poesia, il suo essere spatriato, il suo essere uno scrittore quasi sempre in esilio. Una zattera, un tronco fradicio, una tavola da muratore alla deriva, nelle correnti del non far più niente. Che venga la tua forza a salvarmi dall'affondamento, dal comune destino, dall'eterno silenzio. Intanto resisti, carico della speranza. La riva è vicina,
esiste, malgrado me, malgrado questo mare, questa profonda assenza, vuota distanza. L'altra è detta? L'altra è 30, pagina. Dissenso. La colata di cemento continua sulle ultime forme di senso, ma bisogna proteggersi dalla sabbia negli occhi, resistere al deserto che avanza, come le zone indistinte dalla rassegnazione ancora non vinte, tra il nuovo parcheggio e il piazzale in disuso, tra l'autostrada che si allarga e la ferrovia veloce che incalza, il marciapiede non transitabile e la pista ciclabile per le stelle intermittente. Resistere come una cicoria, una farfalla e altre promettenti piccole forme di vita, insieme alla sabbia portata dal vento, nel mondo ristretto, rifatto dentro la misurata circonferenza dell'ultima replicante rotatoria. Ma non servono occhiali, tantomeno scafandri, bastano pesi di ciglia. Per tornare al libro dell'amico Gianni Ghiacimone, quindi mi sembra centrato sia il termine quindi recessione, che è una recessione spirituale, quindi stilistica, e sia delle parole di Luigi Compagnone, un raffinatissimo scrittore molto colto, che ci ha fatto una bellissima, e lui parla di poesia monologante, poesia dimessa in sordina, ma anche rabbiosa. Ecco, la caratteristica dello stile, della scrittura di Gianni Ghiacimone è questa, poiché ormai non c'è nella poesia, non c'è più una scuola, uno stile codificato, ognuno scrive come vuole. Questo è molto positivo. Quindi la caduta degli idoli, no? La caduta di tutti gli idoli. Però questo è anche molto, molto negativo, è come camminare su un campo minato. Uno scrittore di poesia, come uno scrittore di un romanzo, ma la poesia è più difficile attraversare il campo minato della scrittura, perché tutto è possibile, si può scrivere in tutti i modi. E allora non c'è più un modo per scrivere poesia, perché si può scrivere in tutti i modi.